lesbica, 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 lesbica! Cazzo, è lesbica, 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 lesbica! Cazzo, è lesbica, 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 lesbica! È successo. Tutti i papi posconciliari erano uno peggio dell'altro. Rifiutarne gli errori. Ho capito, ma Quindi questo ci fa capire come non solo stiamo perdendo i riferimenti di ciò che è vero, di ciò che è falso, di ciò che è buono, di ciò che è brutto, ma stiamo diventando un popolo di coglioni. Certo, e quando ci vuole, quindi sottoscrivo quanto hai detto. Allora i cattolici possono dire anche: il Papa è uno stronzo, visto il livello culturale. Comunque, anche Leopardi e Carducci utilizzarono la parola negro. Le negre chiome, da Asiliva, di Giacomo Leopardi. Sei nella terra negra, da Pianto antico, di Giosuè Carducci. Comunque, Bergoglio è un cazzone. Lingua fuori e va con le parolacce a profusione. E mi raccomando, non vi toccate, altrimenti diventate ciechi. E non fate sesso, perché i preti si offendono se non si infilano nei letti altrui. Tutti a dire stronzate.